Questo soprattutto glielo nei posso confronti di lui. confermare perché durante il ricevimento ha ricevuto dei messaggi di persone a lui vicini che gli riferirono che alcune persone vicine invece alla persona offesa stanno veicolando minacce. Una sorta di faida. Speriamo di no, però allo Stato quello che viene riferito è non la passerà liscia, non lasceranno stare. Sono messaggi precisi, inquietanti, quelli che in queste ore hanno come bersaglio il 23enne pugile residente a San Martino di Lupari, accusato di aver ridotto in fin di vita un kosovaro di 39 anni di Loreggia, ancora in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso. A formularle sarebbero alcuni conoscenti della vittima, anche loro kosovari. I fatti sono quelli di lunedì sera in via Pagnana a Castelfranco, nei pressi dell'Eurobike al Lago, dove una mancata precedenza avrebbe provocato un'escalation di violenze. Prima le provocazioni, poi la lite con il 23enne che ha sferrato il colpo, facendo cadere l'uomo a terra, dove ha sbattuto violentemente la testa. Il ragazzo sostiene di essersi difeso da un tentativo di strangolamento e di non essersi dato alla fuga. Mi dice di non essere scappato, ma di aver guadagnato la fuga proprio per sfuggire all'aggressione che era in atto da parte del signore che si trova ricoverato. Cercava di mettersi in sicurezza, non si è nemmeno reso conto che l'altra persona avesse perso i sensi. A fornire la sua versione militare è stata anche la fidanzata del 39enne che si trovava in auto con lui al momento dell'alterco. Sarebbe l'unica testimone dell'intera vicenda. A guardare al Cafoncello c'è anche il 23enne che racconta il suo difensore. Non si dà pace. Luca è scosso, è amareggiato per l'accaduto, è preoccupato per le condizioni di salute dell'altra persona, è scosso per l'aggressione subita, evidentemente è una vicenda che l'ha turbato.